Tra i miei allievi preferiti c'è il capomastro di Carlo Scarpa, da quasi 90 anni. È uno dei miei allievi più appassionati. Allievi più appassionati. Nei suoi corsi. Allora Carlo, lui, quando siamo insieme, mi parla sempre di Carlo Scarpa, che è morto da tanti anni. Allora lui era innamorato di Carlo Scarpa, quando ne parla gli brillano gli occhi e mi disse il professore, anche uno ciava e se capiva, ma era tremendo. Él non era né sábado né domenica, né dì né notte. Se non si veia fatto come che diceva lui, non te moea. Era tremendo, non ti perdonava, voleva la perfezione. Guardate qua come che lui alterna i materiali, parte dalla pietra antica, che mette il marmo moderno, il calcestruzzo, il passa il metallo, il torna alla pietra vista, il zoga con la trachite, da nuovo marmo, da nuovo cosa, quello che fa la struttura, guarda il tuo amore, che sussare dalle guardate qua come che lui vuole risolvere questo blocco di calcestruzzo lavato, con la pietra. Guardate l'incastro, no, avevo guardato l'incastro, veniva a vedere tutte le robe fatte a mano. Guardate l'incastro, qua li ha fatti impazzire su questo incastro, perché così doveva essere, perché qua ne porta dentro la struttura a chiocciola che ne fa sparire l'acqua sotto il pozzo e l'altra rimase come pianta fiorita. Tutte le piante le ha decise lui, e tutte simboliche, il melograno, nel fiore della resurrezione della morte, la zoga col cemento, che è il suo materiale in assoluto preferito, là lo fia far su con le assi del legno perché il voleva che sul cemento restesse stampare le venature del legno, e dopo in un'altra fontana splendida, guardate qualcosa che zoga, cemento e tessere di mosaico. E come io con le oglie fai apposta una a Murano, le rosso, le verde, le argento e oro puro, e li mette nel cemento. Sposa un materiale disprezzato, il cemento, con un materiale il più prezioso, l'oro, e te crea sta roba. Al di là del cortile del guardiano, che è la caffetteria, anche se è perso, e lui fa passare l'acqua della fontana sotto, le piante sotto, per cui crea una comunicazione tra questo spazio, uno spazio ancora più augusto, dove dopo si inserì un altro architetto, Salvador Porta, che vedete so, abbastanza ben secondo me, ma un po' rotto l'armonia che Scarpa l'aveva creata, e soprattutto, come che vi dicevo, l'idea geniale è alzare il piano dell'erba, portarlo visibile dal canale e proseguirlo con le edere e il glicine fin su sul muro. Questo era un deposito di immondizie. Guardi cosa che lui ha fatto, le ha perdergli a testa, una da venire qua con la lente di ingrandimento e seguire ogni centimetro, e quando che sono qua con coso, col mio allievo più amabile, e noi che dove diventiamo insieme perché mi dice, e qua professore mi ha fatto sudare, e qua ho piangesto, e dopo si era contenti insieme perché io fa la scaneatura come che il voi a dire. Era, neanche un titolo di studio, non doveva neanche venire da Serale, Carlo Stampa. Cavolo, era un genio, non aveva bisogno di niente. Poi mi va in matto a sto giardino, disemme che non le bello, disemme che non le spiego. Se vede una griglia, lo togli, sono contento anche a me. È uno spettacolo unico, perché è una cosa che ti ubriaca, vederla salire, entrare, correre sotto, è veramente... Ma dov'è che passa? Passa sotto lui ha proprio creato queste passerelle di marmo sopraelevate, lasciando che l'acqua è qui sotto, adesso le vediamo meglio. Passa sotto ma poi qua? No, non qua, qua siamo in zona di sicurezza perché lui doveva sposare la poesia dell'acqua con la praticità di camminare sopra, quindi noi siamo in zona di sicurezza qua. Quando quella fa lui, perché se va via sti climi e sti cambiamenti, è chiaro che anche qua non sarà più una zona di sicurezza. Stiamo ben sentati su un capitello del 1400. Ma infatti sapeva che lui era più a rischio di me, perché ha detto se sto qua è importante, figurati. Va bene, allora i querini, i fioi.